Prima puntata di Casa CUS, il settimanale del Centro Universitario Sportivo di Cagliari, in onda sui canali social del CUS. Una buona giornata a Stefano De Montis, vicepresidente del CUS Cagliari. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Casa CUS vuole essere un trade union tra quella che è stata la settimana sportiva e quella che invece sarà la settimana che verrà. Parliamo subito di quelle che sono state le gare giocate nello scorso fine settimana. Nel futsal, la futsalata organizzata dal settore futsal, vinto tra l'altro dal Città di Sestu, torneo vinto dal Città di Sestu. Per l'hockey il torneo precampionato giocato al Ferrini, mentre per il calcio la gara amichevole. Vi ricordiamo tra l'altro che venerdì alle 18:30 qui dalla sala congressi del CUS Cagliari si terrà una premiazione sull'anno passato sportivo e su quello che verrà. E proprio dall'anno passato sportivo che vogliamo ripartire. Stefano, tu sei dirigente dell'atletica, facciamo un po' il punto su quello che è stata la scorsa stagione. Sì, hai fatto bene a ricordare l'appuntamento di venerdì, è un momento importante per la società. Un momento per riunirci tutti insieme e parlare di quello che abbiamo fatto quest'anno e di quelle che saranno le nostre intenzioni per l'anno che sta iniziando. Ormai tutte le attività agonistiche sono riniziate e facciamo un po' il punto dell'annata. Per quanto mi riguarda, io sono anche dirigente responsabile del settore atletica. L'atletica ha avuto una bella annata, dopo un anno di purgatorio, diciamo, nella Serie A bronzo, in cui siamo retrocessi 2 anni fa, siamo riusciti a riconquistarci sul campo la promozione alla Serie A argento, quindi tra le prime società in Italia. Questo è un risultato molto importante per vari motivi, è stato ottenuto anche grazie al contributo dei nostri tecnici, in primis il nostro tecnico storico Pompilio Bargone, che da supervisore ha messo su una squadra con pochissimi mezzi economici che è comunque riuscita a competere ad altissimi livelli. È stato importante il rientro di atlete come Claudia Pinna, che è tornata al CUS Cagliari, anche lei dopo un anno di pausa con un'altra società. Abbiamo confermato atlete del livello di Camilla Pizzalis, abbiamo portato al CUS Cagliari una lanciatrice come Elisa Pintus, lanciatrice del disco e del peso. Abbiamo portato al CUS Cagliari un atleta di valore internazionale come Maria Vittoria Becchetti, che ha partecipato ai campionati europei assoluti di marcia per la nazionale italiana nella 50 km. E quindi tutto questo insieme di cose, di sinergie, di impegno da parte dei nostri tecnici ci ha consentito di ottenere questo risultato incredibile. Riprendiamo proprio dalla nuova stagione, Sì. Sono già iniziati anche corsi per i bambini. Cosa ti aspetti da questa nuova stagione del settore atletica? Ricordiamo tra l'altro che nelle gare di domenica il CUS ha portato a casa 4 medaglie, 2 argenti e 2 bronzo, e li potete leggere i risultati sul sito cuscagliari.it. Sì, la nostra idea è quella di potenziare il settore giovanile, di avere sempre numeri più importanti, perché quelli devono essere la base per il nostro settore. Non ci nascondiamo, perché negli ultimi anni sicuramente l'atletica, come un po' tutti gli sport, ha difficoltà a trovare nuove leve. È sempre più difficile motivare i ragazzini e tenerli in campo. Iniziano, poi per un motivo o per un altro si allontanano. Per cui stiamo cercando di organizzarci con l'aiuto di altri nuovi tecnici per cercare di limitare questi problemi. Stiamo cercando di collaborare con le scuole della zona e per quanto riguarda invece il settore dei più grandi, degli atleti più evoluti, abbiamo già, come abbiamo detto prima, potenziato la squadra. Cerchiamo comunque di andare avanti e di proseguire insomma con quello che è il percorso dell'atletica nel CUS Cagliari. Certo. Tra i tecnici abbiamo già ricordato... Tra i tecnici abbiamo ricordato Pompilio Bargone, poi sicuramente dobbiamo ringraziarli tutti, adesso spero di non dimenticarmi nessuno. C'è Gianni Lai che segue prevalentemente i saltatori, Francesca Dessì segue il salto con l'asta e il settore giovanile, Rita De Montis che segue i ragazzi negli ostacoli, Stefano Caneo che ci dà una mano con la velocità, e poi gli altri ragazzi che ci aiutano nel settore giovanile,
da Maura Marcelli, Daniela Mosca, Daniela Lai, Giulia Innocenti. Giulia Innocenti, certo, Giulia Innocenti che è anche una delle nostre atlete di punta della prima squadra, segue i bambini più piccoli. Insomma, e poi per quest'anno abbiamo già iniziato a collaborare con un nuovo tecnico che avremo modo di presentare prima possibile. Flavio Stocchino è un lanciatore, un tecnico del settore lanci, che sicuramente ci darà una grossa mano per rilanciare un settore sempre un po' carente nella nostra società. Tra l'altro, se volete sapere nome, cognome, data di nascita e insomma disciplina dei nostri atleti, andate sulla pagina Agonismo dell'Atletica Leggera e li conoscerete, li scoprirete man mano. Chiudiamo andando a ricordare quelli che sono gli appuntamenti del fine settimana. Inizia il campionato di prima categoria, i ragazzi di Claudio Meloni saranno in trasferta sul campo dell'Uragano Pirri, e poi ricordiamo ovviamente anche l'appuntamento per venerdì alle ore 18:30 con la premiazione degli atleti migliori di questa stagione. Grazie mille a Stefano De Montis, primo ospite di Casa Cus. Casa Cus lo potete rivedere sui canali social, Facebook, YouTube e sul sito cuscagliari.it. L'appuntamento è per mercoledì prossimo.